Benvenuti a Mitreo e dintorni, il podcast realizzato nell'ambito del progetto Mitreo tra storia e leggenda e 13° Duino Book Tempus ed Dax Rerum, sostenuti dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, un viaggio tra storia, cultura, turismo e identità del territorio di Duino Aurisina raccontato attraverso le voci dei giornalisti, comunicatori, divulgatori e protagonisti della vita culturale. Io sono Linda Simeone e vi accompagnerò alla scoperta di luoghi, storie e prospettive che rendono questo territorio unico. Iniziamo! In cuffia con me oggi Federica Zar, consulenze in relazioni pubbliche. Ciao Federica, buongiorno. Ciao Linda, buongiorno. Buongiorno. Piacere di ritrovarti. Grazie. Allora, iniziamo subito appunto questo meraviglioso viaggio sul territorio chiedendoti un po' la domanda chiave, no, di queste interviste. Allora, se io ti dico Duino Aurisina, qual è la prima immagine, il primo frame che ti viene in mente? Ma come immagine o parola mi viene in mente microcosmo, perché effettivamente il territorio di Duino Aurisina raccoglie in sé tutta una serie di specificità e caratteristiche rappresentative di tantissimi aspetti della vita e quindi lo sintetizzerei così, con un focus poi, questo per mia esperienza forse più professionale sul territorio, sulla pietra e il mare. Pietra, simbolo di tantissime attività sia sociali che culturali, mare perché logicamente si affaccia sul golfo della Baia di Sistiana e di Duino Aurisina in generale, che è veramente un fiore all'occhiello per tutto il territorio regionale. Certo, senti, che cosa è che rende proprio speciale questo territorio? Ma direi forse l'energia che si respira in questo territorio, che è un'energia trasversale, cioè io che non sono del territorio ma che lo vivo grazie appunto a dei progetti che sto seguendo. Uno di questi fra l'altro si chiama proprio l'energia dei luoghi, Festival del Vento e della Pietra, promosso dall'Associazione Culturale Casa Cave. E proprio questa capacità di mettere a sistema persone e attività. Quindi c'è una forza veramente propulsiva che si è sprigionata negli ultimi 10 anni, diciamo, ma che secondo me ha ancora tantissime potenzialità di sviluppo. Fioriscono iniziative, io seguo soprattutto quelle culturali, ma so e conosco che ci sono tantissime attività imprenditoriali che poi si collegano anche a questo tipo di specificità. Quindi forse l'energia è un grandissimo punto di forza, e poi ovviamente la sua multiculturalità, perché essendo territorio di confine prende il meglio, diciamo, di quello che c'è da una parte e dall'altra del confine italiano e del confine sloveno, e quindi direi che è veramente interessante il territorio. Mm-hmm. Senti, c'è un luogo che consiglieresti a chi viene a Duino Aurisina proprio per la prima volta? Allora, è difficile scegliere un luogo, però quello che consiglierei è di provare a fare una delle escursioni proprio lungo il museo Kamen, Museo delle Cave della Pietra, che è stato promosso dal comune di Duino Aurisina e che ti consente di esplorare e di entrare nei bacini delle cave marmoree di Duino Aurisina. Cave che hanno portato il nome di Duino Aurisina nel mondo, come tu ben sai perché l'hai ben rappresentato con una mostra fotografica, se non sbaglio, l'anno scorso inoltre, che hanno portato il nome di Duino Aurisina nel mondo e che rappresentano veramente un luogo molto molto particolare da visitare, non facile da trovare in altre situazioni ovviamente. Io mi focalizzerei su un discorso di questo genere. Poi ovviamente tutto bello, perché c'è il Carso, perché c'è appunto il discorso del mare, della Baia di Sistiana, quindi è veramente un piccolo gioiellino come territorio. Certo. Allora, senti, quanto è importante per te raccontare e divulgare questi patrimoni che il nostro territorio ha?
come per tutte le iniziative, raccontare e divulgare è ormai divenuto fondamentale. Bisogna seguire determinati canali e rivolgerci a pubblici diversi, perché i linguaggi che dobbiamo usare per illustrare questi territori devono essere mirati alle persone che andiamo a colpire. Certo, se vogliamo colpire un turismo che è più interessato al divertimento e alla balneazione, ecco che andremo a parlare più delle attività in Baia di Sistiana e in Porto Piccolo. Se invece vogliamo attirare un pubblico più elevato dal punto di vista culturale, ecco che andremo a raccontare più la storia e appunto le iniziative che si sviluppano sul territorio in questo termine. E quindi più si racconta, meglio sicuramente è. Certo che è fondamentale uscire dai contesti locali e quindi riuscire ad avere visibilità a livello nazionale ed internazionale, cosa, come tu ben sai, non semplice, perché la concorrenza è tantissima, perché tutti i territori si propongono in questo modo, però ecco, investire in promozione, investire in racconto sicuramente è un'arma fondamentale per la promozione del territorio. Certo, che poi dopo insomma parlare sai di Duino Orisina, di tutte le cose che vivono e succedono lì dentro sembra sempre un po' magico, è vero, perché assolutamente sì, perché chi lo vive da fuori, come appunto la sottoscritta, che non è, ripeto, cittadina di Duino Orisina, ma lavora per alcune realtà di Duino Orisina, mi immagino l'entusiasmo che possono avere i turisti o anche il mondo della comunicazione in generale. Ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, venne ospite, perché era qui per turismo, una giornalista del Corriere della Sera che rimase entusiasta dell'offerta culturale del territorio e infatti dedicò una pagina intera al discorso dell'energia dei luoghi, ma alle cave, alla pietra e al progetto di per sé, perché sono cose che non si riescono a trovare in altri territori, quindi sicuramente delle specificità uniche. A queste si aggiungono, diciamo, l'accoglienza, si aggiungono un'enogastronomia di assoluta qualità che non va dimenticata, e si aggiunge la disponibilità delle persone che vivono sul territorio e che lavorano sul territorio di accogliere nel modo migliore il turismo di ogni tipo. Penso anche alle iniziative appunto che vengono fatte a livello enogastronomico, hanno un successo incredibile, quindi una grandissima ricchezza. Sì, non meno, insomma, va citata perché si è appena conclusa, per esempio, Mare Bitosca, che ha dato assolutamente sold out addirittura 2 settimane prima dell'evento stesso. Quindi assolutamente. Questo è uno degli esempi tipici, insomma. Quindi prodotti magari di nicchia, ma che hanno un riscontro notevolissimo poi a livello di consenso da parte del pubblico. Assolutamente. Senti, se dovessi costruire un weekend ideale a Duino Orisina, che cos'è che non ti faresti mancare? Allora, sicuramente non mi farei mancare un tuffo in Baia di Sistiana, nel senso che il Friuli Venezia Giulia non ha baie. L'unica baia ufficiale, concepita come una baia, se pensiamo alle baie della Croazia per intenderci, è la Baia di Sistiana, con il fatto che non ha sabbia, come possono avere le altre località balneari della nostra regione, e quindi è un mare meraviglioso e cristallino, perché ci sono i sassi ciottolini, no? Quindi sicuramente un'esperienza in Baia di Sistiana, vuoi che sia al Parco Caravella, vuoi che sia più avanti al Coiba o Porto Piccolo, ma il mare di Duino Orisina ci consente veramente un'esperienza fantastica. Ovviamente gli stabilimenti balneari che sono presenti sia in baia che nelle vicinanze ti offrono poi tutta una serie di opportunità di ogni genere utili per passare parecchie ore, diciamo, al mare. Quindi sicuramente questo. Poi una visita a uno smizza, che chi non lo sa, le usmizze sono diciamo dei luoghi dove
i produttori mettono a disposizione dei turisti o comunque delle persone che vanno a visitarli i loro prodotti agricoli migliori e non solo agricoli, e quindi sicuramente un pranzo o una cena in Smith non me la farei mancare. Per poi, come ti ho detto prima, una passeggiata, vuoi che sia trekking, vuoi che sia una corsa, vuoi che sia una passeggiata tranquilla con un cane nei sentieri del Carso di Duino di Desina, con eventualmente la discesa in una cava. Ecco, direi che la giornata sarebbe assolutamente completa. Benissimo, allora dai, un ultimo pensiero, un invito ai nostri ascoltatori. L'invito è crederci e venire a sperimentare l'energia del luogo, appunto, perché poi è coinvolgente e favorisce lo sviluppo di collaborazioni e di iniziative che varcano i confini del territorio, ma trovano riscontro anche appunto a livello regionale, nazionale e anche internazionale, perché molte delle iniziative, resto sempre nel discorso culturale di cui posso parlare, ma so che anche in altri settori poi hanno questa possibilità di attivare collaborazioni internazionali che insomma sono comunque utili poi per uscire dal contesto locale. Assolutamente. Allora, io ringrazio Federica Azzar, consulente in relazioni pubbliche, per essere stata qui con me per tutta questa puntata di Mitreo e dintorni. Grazie Federica, grazie mille. Grazie a te, a disposizione. Grazie. E alla prossima. Va bene? Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie anche a voi amici a casa per averci seguito, per essere stati con noi all'interno del podcast realizzato nell'ambito del progetti Mitreo tra Storia e Leggenda e 13ª edizione del Duino ebook Tempus e Dax Rerum, sostenuti dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Da Linda Simeone è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata per continuare questo meraviglioso viaggio all'interno del territorio di Duino Aurisina. Grazie mille a tutti, a presto!